Talentuoso, riservato, romantico, ma anche dinamico, intraprendente, impetuoso. Dipende dalla musica, mi lascio prendere dalla musica. Per conoscere Diego Matteuz, il direttore del Teatro La Fenice di Venezia, bisogna vederlo, è il caso di dirlo, all'opera. Una grandissima responsabilità, un grandissimo onore, ma anche una grandissima gioia, un grandissimo piacere di fare musica in un teatro così. 28 anni, veneziolano, e già un incarico di grande prestigio. Ecco cosa risponde ai suoi detrattori. Per la musica non c'è un'età, certamente col tempo si crea una maturità, un'esperienza, ma la dimostrazione più chiara è il risultato finale. Matteuz ci riceve nel suo camerino a meno di un'ora dall'inizio della Bohème di Puccini, opera che ama al pari di molte altre. Per esempio Traviata, Rigoletto, tutte queste opere che stanno fatte qua per prima volta, quindi è una gioia incredibile, penso poche persone hanno questa opportunità. Di Venezia ama tutto, anche l'acqua alta. Arriva l'acqua alta, tante cose belle che qualche volta sembrano scomode, ma in quelle volte sono anche belle. Una dedica alla sua Venezia. Grazie mille per tutto quello che mi state dando, vi ringrazio tantissimo. Io cercherò di dare il meglio di me